nascita, di natalità. Cosa significa per un papà il momento della nascita? Ma è un momento bellissimo, io mi ricordo, nonostante ovviamente l'agitazione che c'era in quel momento, dei ricordi bellissimi che non mi dimenticherò mai, proprio delle fasi anche della nascita scandite. Io ho avuto la fortuna di assistere, insomma, vedi un sacco di cose che sono praticamente, è difficile descriverle proprio perché sono talmente belle da essere indescrivibili sostanzialmente. È un desiderio che dapprima si manifesta in un certo modo, poi però quando si realizza com'è? È diverso. E sei, diciamo, oggetto di un tourbillon di emozioni positive e di cambiamento radicale della vita, perché per la prima volta pensi che c'è una creatura, insomma, che dipende da te e che vive per te e tu devi vivere per lui o per lei, quindi insomma diciamo che è un cambiamento di vita radicale ma al tempo stesso bellissimo, ed è bello trasmettere tutti i bei valori che ho ricevuto quando ero bambino adesso a lui. Qual è la speranza per suo figlio? La speranza è che possa vivere in un mondo in cui sia dalle piccole comunità che dalle comunità più grandi possa, insomma, lottare contro le disuguaglianze, contro le ingiustizie, e che ci sia soprattutto il senso di rispetto per le persone, a cominciare appunto anche dai bambini nella vita quotidiana. E quindi insomma questo in alcune occasioni lo vediamo al giorno d'oggi, e noi che ci impegniamo anche politicamente dobbiamo combatterlo quotidianamente, ma noi genitori dobbiamo anche insegnare appunto la difesa dei più deboli, insomma, ai bambini.